Buonasera e buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento, uno dei più significativi dell'edizione 2020 di Molte Fedi sotto lo stesso cielo. Noi abbiamo l'onore di avere in collegamento da Ginevra Filippo Grandi, è un uomo di cui l'Italia dovrebbe essere davvero profondamente orgogliosa. Benvenuto, dottor Grandi. Grazie mille. E grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Chi è Filippo Grandi? È l'Alto Commissario ONU per i rifugiati, uno degli organismi più decisivi tra le diverse agenzie delle Nazioni Unite. La sua biografia racconta che ha mosso i primi passi nella cooperazione internazionale con Amnesty International, con cui ha svolto il servizio civile, in alternativa allora del servizio militare. L'ha svolto in Thailandia e in realtà dalla Thailandia nord-orientale arrivavano molti profughi cambogiani ed è da lì e appunto è la sua passione per questo mondo e nel 1988 lui è entrato nell'UNHCR, che è l'agenzia ONU che si cura della tutela dei rifugiati. Ha partecipato sul campo a numerosi programmi di assistenza tra Sudan, Turchia, Iraq, Afghanistan e Medio Oriente. È autore di un libro che adesso vediamo la copertina. Questo libro, vedete, Rifugi e ritorni, storie del mio lungo viaggiare tra rifugiati, filantropi e assassini, che è stato pubblicato da Mondadori nel 2017. È un libro che personalmente consiglio a tutti di leggere, per la stessa ragione per la quale noi abbiamo voluto fortemente il dottor Grandi a questa edizione. Ecco, noi pensiamo che occorra guardare il mondo non solo con gli occhi di chi ce la fa, non solo con gli occhi dei garantiti, ma anche con gli occhi di coloro che fanno più fatica. Vedete, io credo che oggi ci sia un grande assente nello sforzo globale per contenere la pandemia e contrastare le sue terribili e devastanti conseguenze economiche. Anzi, ci sono 80 milioni di assenti. Sono i dannati della terra, le masse di profughi e sfollati che hanno bisogno, come e più di noi, di essere salvati, ma che al momento scompaiono dai radar dei governi del mondo. Sono 80 milioni di persone, uomini, donne, vecchi, bambini, in fuga da guerre, da persecuzioni, da conflitti. Pensate, il numero è il doppio di quello di 20 anni fa. Allora, prima di dare la parola ai giovani delle ACLI e del SERMIC di Bonate, che sono in studio e che, coordinati da Emilio, che ringrazio vivamente, porranno delle domande al dottor Grandi, vorrei prendermi un attimo per conferire un premio speciale che ogni anno Molte Fedi, insieme all'Eco di Bergamo, insieme all'Università, conferisce, leggo testualmente, a figure significative del nostro tempo, che nel corso della loro carriera professionale e personale si sono distinte per attività di pace e di dialogo e hanno contribuito a diffondere la cultura della solidarietà. Ecco, la Commissione ha scelto di conferire il premio Costruttori di Ponti, ecco vedete lì la targa Filippo Grandi, e guardate cosa dice la targa: per il suo impegno concreto nella costruzione di una società di cittadini unita e solidale, per la sua capacità di intessere dialogo e relazioni tra i popoli, per un futuro di cooperazione e di pace, per il suo esempio di uomo e politico lungimirante e capace al servizio della comunità umana. Grazie dottor Grandi, grazie anche di questo, siamo onorati. Grazie. E guardate, la Grazie. particolarità di questo premio è che noi abbiamo stabilito una cifra, grazie anche a un amico carissimo di Molte Fedi, ogni anno mettiamo a disposizione una cifra che viene devoluta a un organismo, un'associazione stabilita dal vincitore del premio. Ecco, il dottor Grandi ha deciso di devolvere i soldi del premio a un'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati. Allora, perché ha scelto questa associazione, dottor Grandi? Direi per tre motivi. Uno, è un'associazione di rifugiati
e penso che sia importante. Si parla sempre di lavorare per i rifugiati. Questa è un'associazione di rifugiati. Secondo, perché è un'associazione italiana e nonostante io abbia passato tutta il mio percorso professionale all'estero, sono e rimango italiano, sono fiero di esserlo e sono fiero di una manifestazione di solidarietà in Italia. Mosaico ha sede a Torino. E terzo, perché vorremmo dedicare questa generosa donazione, di cui vi ringrazio, come vi ringrazio del premio naturalmente, per progetti educativi, perché io credo molto che per queste persone di cui lei ha parlato, questi smarriti, questi rimasti ai margini, uno dei modi per non esserlo è poter accedere all'educazione, all'istruzione. Chiaro. Quindi questo è il terzo motivo. Noi abbiamo contattato l'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati, che ci hanno mandato questo video che vorrei adesso che fosse mandato in onda. Mosaico Azione per i Rifugiati contribuisce alla risposta all'emergenza del Covid-19 aiutando i rifugiati che vivono a Torino, sostenendoli concretamente nel loro sforzo responsabile di stare a casa. Sono stati individuati circa 150 persone con protezione internazionale che vivono in 3 stabili, tra di loro 15 nuclei familiari con minori. Ieri abbiamo distribuito generi alimentari e per la pulizia. Oggi porteremo pannolino per 15 bambini e prodotti igienici per personale per 30 donne. Continueremo a portare questi aiuti regolarmente sperando che questa emergenza finisca presto. È importante la partecipazione dei rifugiati per contrastare la pandemia come un segno di cittadinanza attiva e perché fanno parte di questa società. Quindi vedete, questa è l'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati, che ha deciso peraltro di destinare il premio, come ha detto bene prima il dottor Grandi, a un progetto di sostegno allo studio per studenti rifugiati. A noi pare davvero un segnale di futuro molto bello e molto importante, e loro ci hanno mandato una scheda che domani vedrete, metteremo sul sito di Moltefedi, insieme anche alla possibilità di contatti, eventuali altre donazioni. Una piccola esperienza appunto di futuro e di dignità, su cui noi siamo felicissimi di girare il contributo del premio. Adesso giro subito la parola a Emilio. Buonasera, grazie Daniele, buonasera dottor Grandi. Innanzitutto la volevo ringraziare perché è stata davvero una piacevole occasione quella di scoprire insieme ad altri giovani il suo libro. Abbiamo avuto l'opportunità di leggerlo grazie alle ACLI di Bergamo, grazie a questo invito di Moltefedi, e questa sera siamo qui con una piccola delegazione di ragazzi rappresentativi di mondi diversi, chi è appassionato di politica, chi studente di cooperazione internazionale, chi medico oltreoceano, quindi una vastità di campi, tutti attinenti a quello che lei un po' ha vissuto durante la sua vita e che ha scritto anche all'interno del libro. Quindi innanzitutto ecco, la volevamo ringraziare per degli scorci di futuro che ci ha aperto con il suo libro. Io però passerei subito la parola al primo ragazzo che vuole farle una domanda. Ecco, vediamo il libro Rifugi e ritorni, quello che abbiamo avuto l'occasione di leggere e che consiglio a tutti di leggere. Come le dicevo però appunto passo subito la parola a Martino, so che voleva chiedere una domanda per iniziare e quindi lascio la parola a lui.
Buonasera, dottor Grandi. Come abbiamo intuito, lei è commissario ONU per i rifugiati dal 2016. Riavvolgendo un po' il nastro, che cosa lo ha impressionato positivamente e negativamente del suo incarico in questi 4 anni? E guardando invece all'avvenire, quali sfide e quali responsabilità pone oggi il suo incarico? Sa che purtroppo il mio lavoro mi porta i miei colleghi sempre a contatto con situazioni che sono molto difficili da osservare, da vivere. Non parliamo per quelli che le vivono veramente, ma anche per noi che cerchiamo di aiutare. E non parlo solo di una difficoltà generica, parlo proprio della sofferenza anche fisica che io ho visto in questi anni, ma purtroppo questa, come il libro spiega, racconta, questa è un'esperienza che io ho vissuto da molti decenni, non è che ho visto di più o di meno negli ultimi anni, purtroppo questa sofferenza continua, quindi questo è sempre il negativo. Ma quello che la sua domanda è più specifica, che cosa in questi anni di mio incarico come capo dell'UNHCR, come Alto Commissario per i Rifugiati, mi ha colpito di più negativamente, e allora purtroppo devo dire, io rappresento un'organizzazione che non è politica, ma devo fare una dichiarazione politica sostanzialmente, è che è la manipolazione a fini puramente elettorali, lo sappiamo bene, della questione migratoria, compresi i rifugiati, che mi ha colpito di più in questi ultimi anni. Questa c'è sempre stata, questa manipolazione, ma negli ultimi 4-5 anni, soprattutto a partire dalla grande crisi degli arrivi dei siriani e altri nel 2015-2016, che ha coinciso con l'inizio del mio incarico, a partire da quegli episodi, da quel periodo, questa manipolazione è diventata molto più ampia, e non parlo solo dell'Italia, parlo dell'Europa, parlo degli Stati Uniti, parlo dell'Australia, è molto vasto. Quindi questo è quello che mi ha colpito di più, perché purtroppo è stata una manipolazione senza scrupoli che da un lato non ci ha permesso di fare molte cose concrete e pratiche che si sarebbero potute fare per affrontare questi problemi di grande mobilità umana, e dall'altro purtroppo ha anche creato un clima molto difficile, anche dal punto di vista umano, per le persone che arrivano, che sbarcano, che cercano asilo, che cercano una vita migliore. Quindi è stato lo sviluppo che mi ha più angosciato e che mi angoscia di più nel mondo. D'altro lato, e qua passo velocemente al positivo, io credo anche che questo non è il solo modo di sentire dell'umanità nei confronti di chi soffre e di chi fugge, soprattutto perché io mi occupo di chi soffre e fugge. C'è anche ancora una grandissima solidarietà. Abbiamo visto il breve video sull'associazione Mosaico, ma se ne potrebbero vedere decine, centinaia, migliaia di video simili di persone di buona volontà che insieme si adoperano per lenire, diciamo, la sofferenza, ma anche per trovare soluzioni concrete e sostenibili a questo problema. Noi, come voi forse sapete, 2 anni fa abbiamo presentato alla comunità internazionale, attraverso i nostri organi dell'ONU, l'Assemblea Generale, un patto, un progetto di patto globale per i rifugiati che è fondamentalmente basato su una condivisione di responsabilità mondiale, e questo patto non solo è stato approvato e adottato dalle Nazioni Unite, ma è adesso diventato uno strumento molto efficace in Africa, in altri paesi, per affrontare questa situazione. E quel patto, che è un patto politico, se volete, di stati, è stato possibile perché dietro c'era anche una solidarietà dell'umanità, della società civile. Quindi questo contrasto è quello in cui ho vissuto di più forse in questi ultimi anni. E io credo che, per finire, mi scuso, questa è una domanda complessa che mi ha fatto, per guardare al futuro è questa seconda direzione che dobbiamo costruire, che dobbiamo
ampliare, dobbiamo, io dico spesso ai governi, avete sempre paura di fare gesti positivi e costruttivi perché avete nel vostro sistema chi vi criticherà, ma guardate che se ascoltate anche chi vi appoggerà, chi ci crederà, chi è favorevole a una solidarietà, a una generosità, a un appoggio più, a un approccio più costruttivo, contano anche loro, ascoltate anche loro, non soltanto i critici e i manipolatori. Quindi questa è la direzione in cui andare. Grazie. Questo diciamo però che è la punta finale di un viaggio, è il termine di un viaggio iniziato parecchi anni fa, in cui in una famiglia borghese, lombarda, e quindi so che Nicole a proposito voleva chiederle appunto una domanda sul fatto che noi non scegliamo dove nasciamo. Quindi lascio la parola a Nicole. Nel suo libro descrive la beneficenza lombarda, caratteristica della borghesia dell'epoca, come una modalità conservatrice di aiutare chi ne aveva più bisogno, secondo però un ordine stabilito. I ricchi donavano ai poveri senza che in realtà questi uscissero realmente dalla loro condizione. Le chiedo quindi se, secondo lei, la beneficenza odierna ha mantenuto questa caratteristica. Ma direi che naturalmente c'è stata un'evoluzione, questo è chiaro. Mi lasci fare un'osservazione generale, poi una più personale. Sul generale vorrei dire questo: c'è stata un'evoluzione. È chiaro che quello che descrivo nel libro, che era un po' una tradizione filantropica, diciamo, che prevaleva a Milano, io sono milanese, ma lei parla di quell'epoca, sono vecchio ma non così vecchio, poi insomma questa era una tradizione anche più antica, secolare addirittura. E è chiaro che per molto tempo, forse secoli, la filantropia era basata su questo: c'è chi è ricco e dà un po' di quello che ha ai poveri perché soffrano meno. È un gesto nobile, ma non risolve. Tutta l'idea che è alla base, per esempio, degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, che oggi è, diciamo, l'approccio maestro nei confronti dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà, delle vulnerabilità, è tutto basato sulla sostenibilità, quindi non dare e poi andarsene, ma dare o condividere, ma soprattutto in modo che chi riceve possa poi produrre, possa poi essere autosufficiente, possa vivere in modo non solo dignitoso ma anche prosperare. Per questo io ho voluto, tra parentesi, ho chiesto che questo premio, la parte finanziaria, sia devoluta a un'associazione che si occupa anche di progetti educativi, di istruzione. È molto importante questo. Quindi io credo che ci sia stato un'evoluzione da quel punto di vista nel concetto di come si fa sviluppo. Ora, che nei fatti questo accada, questo è più complesso, e credo che la sua questione si riferisce proprio a questo. Guardi, prendiamo un argomento di grande attualità: la pandemia. Leggevo oggi alcuni dati interessanti. Quello che il mondo ricco, diciamo così, per stare sulla sua, per conservare quell'equivalenza, il mondo ricco ha fatto negli ultimi 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi di lotta alla pandemia per il mondo povero è pochissimo. È pochissimo e certo insufficiente a rendere chi vive nei paesi con meno risorse capace di sopravvivere a questa pandemia, non soltanto a quello che è l'aspetto sanitario, perché lì credo che ci sia più una coscienza che siamo tutti assieme, perché se uno rimane malato e l'altro è sano, poi si ammala di nuovo anche il sano, quindi da quel punto di vista c'è più volontà di rendere tutti capaci di stare sani. È l'impatto economico, è l'impatto sociale,
sono le scuole chiuse per i rifugiati, i migranti e chi non potrà neanche più tornarci in quelle scuole dove già ci andava saltuariamente, eccetera, eccetera. È lì dove bisogna investire, non soltanto attraverso sporadiche donazioni, secondo il modello filantropico, ma attraverso un modello di sviluppo sostenibile. Quindi diciamo che c'è la teoria, ci sono dei modelli, ci sono anche molte buone pratiche, ma purtroppo, nonostante i tempi siano cambiati, chi è ricco fa fatica a una vera condivisione, che non è soltanto separarsi da un pochino delle nostre risorse per darle agli altri, ma è qualcosa di più o di molto di più. Vorrei però concludere con una notazione personale. Io nel libro, nel primo capitolo, se non sbaglio, parlo proprio di questo, più che altro come influenza su di me. Queste sono state un pochino le mie origini e certo io sono cresciuto in un contesto nel quale c'era dibattito sulla vecchia beneficenza per crearne una nuova. Mia madre, che era cresciuta facendo beneficenza in modo antico, è stata una grande promotrice nelle associazioni per cui ha lavorato per modificare, per muoversi in un'altra direzione. Anche questo dibattito ha avuto un'influenza nella mia formazione. E poi erano gli anni 60, 70, una grande apertura al mondo. Quindi io ne parlo positivamente come influenza, anche se critico, come lei giustamente ha fatto notare, un modello che oggi da quel punto di vista dovrebbe essere superato. Grazie. Ha richiamato da prima la questione politica. Rispondendo un po' alla prima domanda, una scelta politica, più che altro il tema migratorio appunto che entra in una dialettica politica, in una dialettica elettorale, e adesso ha richiamato invece la necessità di finanziamenti, la necessità di soldi veri e propri che sostengano questi percorsi e progetti di sviluppo che abilitano poveri, rifugiati e persone più fragili di cui le Nazioni Unite si occupano. So che Alice, a proposito, voleva chiederle una questione. Buonasera. Sì, la mia domanda era proprio sui finanziamenti, nel senso che UNHCR vive, diciamo, e si sostiene proprio grazie alle donazioni sia di stati che di soggetti privati, e dunque la domanda che mi sorge abbastanza spontanea è in una situazione, come diceva prima, anche in cui ogni singola mossa del singolo Stato crea un effetto a domino che è sempre più forte. Mi chiedevo come è possibile riuscire a trovare un equilibrio, come un po' parla anche durante i vari capitoli del libro, tra quello che è il compromesso politico, la diplomazia e l'azione umanitaria. Grazie. Sì, giusto per Emilio forse una notazione. Io non vedo più niente, vi sento ma non vedo più niente, spero che voi mi vediate. Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Benissimo, allora io non vi vedo invece, però vi sento. Questa domanda è importante per molti versi, potrei rispondere in molti modi, ma forse uno è più interessante. Io dirigo un'organizzazione pubblica, un'organizzazione di stati, non dimentichiamo questo, di stati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati non è una ONLUS, non è una ONG che è privata, indipendente, è un'organizzazione di stati. Io sono governato da stati. Lunedì prossimo, come ogni anno, la prima o seconda settimana di ottobre, gli stati che costituiscono il nostro, come lo chiamiamo, comitato esecutivo si radunano per una settimana e ci fanno le pulci su ogni cosa che noi facciamo. Noi apparteniamo a loro, però, e questa è una questione istituzionale interessante, io ho un mandato come alto commissario piuttosto indipendente, ho un mandato di custodia di convenzioni e trattati, prima di tutti la Convenzione per i rifugiati del 1951, ma molti altri trattati e documenti che la complementano, regionali o globali, e io sono tenuto
sono anzi incaricato da questi stati di assicurarmi che queste convenzioni, ma anche in generale i principi che assicurano il giusto trattamento del diritto d'asilo, dei rifugiati, dei ritorni, eccetera, eccetera, tutto questo sia fatto nel modo corretto. E ho facoltà, anzi devo ricordare agli stati che non osservano queste regole che appunto stanno violando alcune norme. Questa è anche, se volete, la forza del mio mandato. Io vi posso dire che se oggi, 2020, ci fosse una situazione in cui bisogna creare un alto commissariato per i rifugiati, non avrei mai un mandato così indipendente e così forte. Però, detto tutto questo, applicare questo mandato è molto difficile, perché il mandato ha basi ideali molto forti, ha come dire, una valenza in termini di diritto estremamente alta, dei livelli molto alti di aspettativa di quello che gli stati devono fare. La realtà è molto più confusa, difficile e piena di scogli che dobbiamo navigare. Quindi il mio lavoro sta tutto qui, sta nella navigazione tra un modello ideale basato sui diritti di accoglienza, di gestione di questi problemi, e una realtà in cui io, ma non solo io, i miei 17.000 colleghi ogni giorno, devono trovare lo spazio in cui far valere questi principi. Questo è molto difficile. Molte volte noi riceviamo critiche giuste anche dalla società civile, dalle ONG, dai gruppi di diritti umani, non dite abbastanza, non fate abbastanza. Tutto quello che posso dire è che certo non siamo perfetti, anzi, e che certo facciamo molti errori, ma cerchiamo ogni giorno di navigare in questi spazi. Ultima cosa, e questa è più ancora relativa alla sua domanda, questi spazi sono fra l'altro complicati ulteriormente dal fatto che come associazione essenzialmente pubblica, noi siamo finanziati essenzialmente dagli stessi stati a cui poi spesso dobbiamo dire fate male le cose. Oppure siamo sostenuti da altri stati che magari non ci danno soldi, ma nei quali dobbiamo operare. Quindi se quegli stati non sono contenti con quello che noi diciamo o facciamo, ci possono mandare via. Quindi noi siamo molto soggetti alla pressione degli stati, ma quindi dobbiamo sempre giocare un po' con la forza morale e legale del nostro mandato e dall'altra essere astuti e navigare gli scogli della politica che sono molto difficili. Nel libro, non voglio reclamizzare il libro, l'avete già fatto molto bene voi, ma nel libro c'è un capitolo verso l'inizio nel quale io descrivo quando molto giovane volontario in Thailandia, appunto, come è stato già ricordato, io mi sono trovato in una situazione, adesso non la descrivo, politicamente difficilissima. Ero un giovanissimo volontario senza nessuna esperienza, ma lì ho cominciato a intuire, forse non a capire, che l'umanitario, il mondo dei diritti umani e l'umanitario sono mondi difficili e complessi e che se non si riesce a capire la complessità di queste situazioni, purtroppo non si può essere efficaci. Non si deve essere totalmente appiattiti sulla realtà, perché allora si finisce a fare il gioco di chi fa abusi, ma non bisogna neanche essere ingenui, perché essendo ingenui non si riesce a ottenere le cose che si possono ottenere in questa difficile navigazione. Grazie, ne approfitto perché appunto nella risposta vi chiamato il tema degli stati. Il tema degli stati mi associa subito a una questione geografica, cioè siamo stati abituati in Italia ma anche in Europa a pensare con delle cartine, con la vecchia cartina di Mercatore del 1500, di metà 1500, con l'Europa al 100, la Germania al 100. Quando invece adesso sembra che le cartine si stiano un po' spostando, cioè il centro economico sta diventando sempre di più l'Asia, il motore demografico sempre di più l'Africa, le dimensioni non sono quelle rispecchiate appunto dalla cartina. Ecco,
Queste cartine avevano tra l'altro dei confini netti, precisi, mi immagino quelli africani, lo vediamo in sovraimpressione, disegnati col righello, quindi vecchia opera dei colonizzatori, soprattutto europei. Questi confini, come in Africa sono netti, in tante altre parti del mondo sono labili, lei lo ricorda nel libro, confini fragili, labili, dove qualcuno passa e senza appunto la definizione di rifugiato implica che si passi una frontiera, quando in realtà nel mondo tante volte questa è labile, non ci si accorge nemmeno di questa frontiera. Recentemente in Europa è tornata alla ribalta la discussione appunto sulla questione dei confini europei, del Trattato di Dublino più in generale, ma soprattutto sulla questione dei confini. Abbiamo visto negli ultimi anni a un'opera di esternalizzazione di questi confini di fatto, quindi all'esperimento turco e libico in particolare, che quantomeno appunto sotto l'aspetto umanitario possiamo dire sono stati fallimentari come modelli. Ecco, questa esternalizzazione di confini, questa sorta di aiutiamoli a casa loro di fatto, quali leve deve andare a toccare, quali leve deve mobilitare affinché ci sia una transizione pacifica, un mutuo riconoscimento sia per chi fugge da una situazione appunto di disagio economico o di guerra, sia per l'Europa per essere anche simbolo esportatrice di valori fondanti per se stessa, ma che poi negli ultimi casi non sono stati giustamente testimoniati. Ma questa non è neanche quasi una domanda, lei mi ha presentato una serie di punti molto importanti. Posso rispondere un po' a pezzi, a pezzetti magari. Prima cosa, guardi, io sono un ragazzo degli anni 60 e 70. Se fosse stato per noi, avremmo voluto un mondo senza confini. Purtroppo crescendo in quei confini non solo mi sono reso conto che era impossibile non averli, ma mi ci sono anche trovato in mezzo, e tanto. E proprio come dice lei, e questo mi fa piacere che lei ricordi quei passaggi nel libro, perché essendo in queste situazioni di crisi si vedono proprio i due aspetti. Dall'altro la durezza di questi confini. Chi passa può essere, a chi passa si può sparare, no? Questo l'ho visto fisicamente. A chi passa si può sparare. A chi passa perché fugge, non perché va a fare il picnic, ma a chi passa si può sparare. La durezza dei confini. Dall'altro la labilità estrema di questi confini, la loro artificialità. Io ho vissuto in paesi in Africa dove il confine, una volta, man mano che ci si avvicinava, si capiva che nessuno sapeva neanche dove fosse. Quindi è veramente una situazione di contrasto. Però quello che conta qui purtroppo è che, siccome noi dobbiamo occuparci di operazioni di soccorso, di norme, di leggi, di principi, niente di tutto questo si può fare prescindendo da questi confini. E quindi tutto il lavoro che noi facciamo, che noi tentiamo di fare, ma non soltanto noi all'Alto Commissariato per i Rifugiati, le Nazioni Unite nel loro insieme, c'è chi si occupa di alimenti, di alimentazione, chi si occupa di agricoltura, di clima, di bambini, di migrazione, insomma, nei vari aspetti del nostro lavoro, noi cerchiamo di trascendere o di lavorare proprio al di sopra e attraverso questi confini. Questa è anche l'altra grande difficoltà, pur sempre dovendo tenere conto del fatto che questi confini sono difficili e pesanti, esistono. Ora, se c'è una cosa, e questo è l'altro mio pensiero, che mi preoccupa ed è un po' in linea con la prima domanda, che cosa mi ha colpito di più, io ho anche detto la parola più forte, che cosa mi angoscia di più, è che abbiamo vissuto appunto, per esempio, la creazione dell'Europa negli anni 50, 60, 70, la caduta del muro di Berlino, ma poi anche in altre parti del mondo
la creazione di associazioni regionali, lavorare insieme tra stati. C'è stato un lungo periodo, fino a magari 20 anni fa, in cui il mondo si stava muovendo, non vorrei dire via dai confini, questo è troppo idealista, ma si stava muovendo in una direzione nella quale i confini contavano meno, sarebbero contati meno. Purtroppo, e io credo che si possa datare questo trend contrario forse dall'11 settembre del 2001, dagli attentati a New York, poi dalla crisi economica degli anni successivi, eccetera, eccetera. Quel trend è andato girando dall'altra parte. Questo mi angoscia molto. Oggi, quanto sentiamo ogni giorno nel nostro paese e in altri paesi anche molto importanti parlare il mio paese primo, my country first. Questo mi preoccupa, perché questa è l'esaltazione quasi ottocentesca, quasi nazionalistica dei confini, della nazione, del primato di una nazione sulle altre. Ricordiamoci dove quella riflessione è andata a finire. Ricordiamoci che quella riflessione è culminata nell'Olocausto, nei massacri della seconda guerra mondiale, nei gulag. Quindi ricordiamoci dove siamo andati a finire quando abbiamo imboccato la strada dei confini a tutti i costi. E ritorniamo a quello che ci può sembrare oggi ingenuo, idealista, ma che in realtà è molto più lungimirante. Come possiamo superare questi confini pur vivendoci assieme? Pur vivendoci assieme. Un'ultimissima notazione, perché quello che lei dice è collegato, ma è anche un aspetto molto specifico di questa questione dei confini. L'esternalizzazione, come noi la chiamiamo, cioè questo fa parte dello stesso concetto, di dire i nostri confini sono sacri, inviolabili e superiori a ogni altra considerazione, quindi anche chi arriva, chi vuole venire da noi per cercare protezione, salvezza, opportunità, diciamolo anche, deve, se vuole fare, questa è una cosa tecnica, è stato proposto recentemente in Europa, se vuole fare domanda d'asilo, chiamiamola col suo nome tecnico, deve farlo da fuori. Lo faccio, bussi alla porta, non venga dentro e poi dica accoglietemi. Ecco, questo è questa esternalizzazione. Io ero a Bruxelles lunedì, l'ho detto ai colleghi, agli amici della Commissione europea, noi non accetteremo mai questa esternalizzazione. Abbiamo dovuto purtroppo gestire situazioni molto prossime, se non già in quella situazione, e le posso garantire, noi ci adoperiamo sempre per cercare di risolvere anche le situazioni più difficili, ma in linea di principio questa esternalizzazione del diritto d'asilo non l'accetteremo mai. Bisogna che la frontiera, i confini, restino aperti a chi ha bisogno di chiedere aiuto e protezione. Questo è un principio antichissimo, è un principio direi inviolabile, e non soltanto per venire anche al suo punto sul fatto che il mondo diventa sempre più multipolare, ma quel principio esiste in tutte le culture, in tutte le religioni, il principio dell'inviolabilità dell'asilo. Quindi credo che sia molto importante su quello essere dalla parte del mio lavoro che difende fortemente i principi. Grazie mille per la risposta. Lei è qua oggi appunto come premiato, come costruttore di ponte. So che Marta appunto aveva una domanda sui ponti che lei ha costruito e quindi le lascio la parola. Buonasera dottor Grandi, inizio la mia domanda citando quanto da lei scritto nell'ultimo capitolo in riferimento alla questione palestinese. Lei scrive: ero cosciente che dovevo parlare pubblicamente anch'io, scandendo i fatti con precisione per attirare l'attenzione del mondo sulla situazione tragica dei rifugiati. Dovevo dire che ognuno dei belligeranti in quel conflitto insensato portava il fardello di pesanti responsabilità legali e morali. E continua dicendo: ma nel raccontare quello che stavo vedendo dovevo mescolare forza e prudenza e affrontare con cautela la questione dell'attribuzione delle responsabilità. Parlare con coraggio restando politicamente prudente richiedeva un senso fine dell'equilibrio. E l'equilibrio non viene sempre spontaneo quando ciò che osserviamo suscita forti emozioni, viscerali. È una sfida quasi impossibile.
E quindi le chiedo, alla luce anche del premio di cui è stato insignito, che cosa significa essere costruttore di ponti, quali sono i ponti più facili da costruire e purtroppo anche più facili da distruggere, e Filippo Grandi uomo e Filippo Grandi rappresentante di un'istituzione internazionale come si colloca nel sentirsi definire costruttore di ponti. Grazie. Innanzitutto approfitto di questa domanda, siccome non l'ho detto prima, per dirvi quanto sono onorato da questo premio, per molti motivi, anche perché si chiama costruttori di ponti, ma poi perché me l'avete dato voi. Ho seguito quello che molte fedi come iniziativa fa, condivido, ammiro. Il fatto poi che mi venga dato in un contesto bergamasco, prima di tutto sono lombardo anch'io, e poi in un contesto bergamasco, in un anno che per voi è stato così drammatico e difficile. Questo in un certo senso tragicamente è una specie di coincidenza con le cose che io devo vivere, e mi ha fatto sentire anche più vicino a voi, e quindi ancor più onorato di poter ricevere questo riconoscimento, di cui voglio qui ringraziare veramente tutti coloro che l'hanno voluto e intrapreso. E per venire al suo punto, guardi, costruttori di ponti, io potrei parlarne da così tanti punti di vista, ma 2 o 3 che mi vengono in mente. Prima di tutto quello più inerente al mio lavoro. Il mio lavoro, il lavoro nostro, non poi dico mio, ma insomma di tutti i colleghi, è un lavoro di costruzione di ponti, prima e in primissimo luogo fra chi accoglie e chi è accolto. Questo gesto, questo valore dell'accoglienza che è così criticato, demonizzato, è diventato un concetto che fa cadere i governi, che fa vincere o perdere le elezioni. L'accoglienza dovrebbe essere al di sopra di tutto questo, ma perché l'accoglienza rimanga un valore forte, europeo, italiano, ma anche globale, bisogna costruire i ponti. E il primo ponte che bisogna costruire è un ponte non facile fra chi accoglie e chi è accolto. Poi credo che, espandendo un po' il raggio, la prospettiva, è anche ponte fra chi ha e chi non ha, purtroppo. Qui torniamo un pochino alla tematica della prima o la seconda domanda. Cosa vuol dire dare? Cosa vuol dire rendere capaci di, non soltanto di dare, ma quindi rendere capaci di qualcosa. Questo ponte è difficile, ma credo che io temo che purtroppo il nostro mondo contemporaneo abbia perso un po' il significato, l'incentivo a affrontare questo ponte difficile fra chi ha e non ha. Noi qui in Europa, in Italia, noi siamo dalla parte di chi ha, ricordiamocelo sempre. E questa pandemia ancora non lo vediamo bene, ma l'ho detto prima, svelerà ancora più drammaticamente le profondissime diseguaglianze del mondo. Questo è quello che dice Papa Francesco tutto il tempo. Questo è l'asse portante del suo pontificato e del suo insegnamento al mondo, e credo che sia l'intuizione più fondamentale. Quello è il ponte che dobbiamo costruirlo bene, non il ponte, diciamo, della vecchia filantropia che abbiamo criticato, ma un ponte che veramente possa portarci tutti assieme a costruire insieme le cose. E poi forse un terzo ponte a cui ho pensato da quando mi avete fatto questa bellissima offerta di ricevere il premio. Io credo che sia anche un ponte dentro di noi. No, il ponte che dobbiamo sempre tendere verso la nostra stessa umanità. Guardate che non voglio fare commenti politici perché non stanno bene, ma capite tutti cosa voglio dire. Oggi ci si dice che quell'umanità non va bene, che quell'umanità non ci serve, che quell'umanità è buonismo, che quell'umanità è un fardello che non ci permette di essere veramente felici nel nostro mondo. Eppure
Se noi perdiamo quell'umanità, siamo finiti come esseri umani, appunto. La nostra vita non ha più significato, quindi recuperare quel ponte, non avere paura della generosità, dell'accoglienza, dell'emozione, dell'amore, dell'affetto verso le altre persone. Questo è alla fondazione del lavoro umanitario che io e i miei colleghi facciamo. E credo che questo ponte, che molto spesso il mondo, che è duro e difficile, abbatte, noi dobbiamo continuamente costruirlo. Grazie. Andiamo verso le ultime 2 o 3 domande. Appunto, credo che oggi tutto il lavoro che fate, che fa lei, sia impreziosito anche da una componente tecnologica che permette a tutto il mondo di ammirarlo e anche a volte di criticarlo. So appunto che i ragazzi avevano una domanda su questa questione dei mass media, quindi lascio la parola a Alice. Grazie Emilio. Sì, la mia domanda è appunto legata a un passaggio del suo libro nel dettaglio, quando racconta di quanto fu fondamentale la sinergia nella buona riuscita dell'operazione di rimpatrio in Ruanda con il team e lo staff, diciamo, di giornalisti. Quindi la prima domanda è proprio questa, cioè esiste ad oggi, considerando che ci sono tantissime operazioni in corso, una tal sinergia? E soprattutto, altra domanda legata più che altro alla tecnologia, sappiamo bene quanta importanza ha acquisito negli ultimi anni l'utilizzo di smartphone, computer e tecnologie in generale, come queste tecnologie hanno influito sulle operazioni umanitarie, e soprattutto tenendo conto che anche tutto quello che è operazioni di trafficanti hanno beneficiato dell'utilizzo di questi mezzi. Grazie. No, grazie a lei. La prima parte della domanda posso rispondere in modo, spero non semplicistico, ma piuttosto semplice. Il giornalismo ha una sua funzione. I media, chiamiamoli così, perché oggi più che il giornalismo forse hanno una funzione che è quello di informare, e nel corso dell'esercizio di questa funzione i media possono essere anche parecchio brutali, come sappiamo, perché la gara per avere lo scoop o l'informazione tutto questo, insomma, l'approccio che i media hanno, ma questa è una realtà del mondo, per avere successo nel loro campo, a volte può essere difficile per chi fa il lavoro su cui i giornalisti scrivono, eccetera, eccetera. Ma questa fa parte della realtà, è anche giusto che sia così, ed è anche uno stimolo per noi che questo lavoro lo facciamo, e per per chiunque lavori in qualsiasi campo, di fare meglio, di fare onestamente, di fare in modo trasparente, eccetera. Quindi io direi che era difficile anche negli anni in cui io ho descritto quell'episodio, ma l'episodio è un episodio interessante perché eravamo in una situazione disperata nel Congo, cercando di salvare dei rifugiati ruandesi. Eravamo un po' contro tutti, contro le circostanze, in una situazione pericolosissima. Siamo stati in un certo senso salvati da un gruppo di giornalisti che erano con noi tutti i giorni in questa situazione, che invece di cercare di fare lo scoop e di dire guardate, gli umanitari stanno fallendo, eccetera, hanno detto raccontiamo la storia perché possa servirvi a ottenere quegli appoggi internazionali che vi aiuteranno a superare gli ostacoli. Io direi, al di là di quell'aneddoto, io l'ho usato per un messaggio in un certo senso. Il giornalismo responsabile esiste ancora, prima di tutto, anche se magari raro, ed è estremamente importante, ed è estremamente utile. A maggior ragione oggi, in un contesto, non era il contesto di 25 anni fa, in cui con i social media, con la comunicazione istantanea, tutto questo è diventato ancora e certamente molto più complicato. Poi, per quanto riguarda l'uso della tecnologia, è chiaro che noi
ne facciamo molto uso, ma anche in un modo molto pratico. Io descrivo nel libro cose che ormai sono preistoriche, si andava a fare distribuzioni di viveri. Oggi gran parte di questo si fa con uno smartphone e con delle carte che permettono di riconoscere chi è qualificato ad avere aiuti e che quindi può accedere a questi aiuti in modo quasi tecnologico. Quindi tutto questo sta evolvendo anche per noi. Ma forse l'aspetto più interessante dei tanti aspetti legati alla sua domanda è che una cosa che abbiamo constatato molto negli ultimi anni, oggi chiunque, uso un'espressione impropria, chiunque può fare giornalismo. Basta aprire un conto su una pagina, un conto su Twitter o su Instagram o su Facebook e se uno è bravo e riesce a avere molte persone che lo seguono, a poco si costruisce un pubblico, che lui o lei sia giornalista o meno. Ma questo fa parte della realtà di oggi e dobbiamo gestirlo. Quello che è interessante è che anche i rifugiati, le persone con cui noi lavoriamo principalmente, anche loro hanno avuto più voce attraverso questi social media. Ora, questo a volte rende le cose molto difficili, ma in un certo senso è proprio quello che noi abbiamo sempre voluto, dare più spazio e più voce alle persone che non ne hanno, per tornare al primissimo punto di Daniele Rocchetti. Quindi è anche questo un aspetto. Io, come tutti, abbiamo molte difficoltà nel gestire questo spazio di comunicazione globale, istantaneo, multiplo e totale. Dall'altro credo che ancora offra più opportunità che pericoli. Sicuramente è importante, abbiamo visto appunto tutta una questione di finanziamento, di scelte di politiche, di anche appunto testimonianza di quello che viene fatto. So che Martino però voleva chiedere qualcosa anche dal punto di vista degli strumenti, delle normative, quindi in particolare quelle europee in atto. Lascio la parola a Martino. Da sempre appunto la questione dei flussi migratori e della protezione internazionale garantita dalle normative UE è al centro del dibattito. Alla luce dei recenti flussi migratori che vedono di fatto due fuochi, il Mediterraneo e i Balcani, sono state fatte diverse opzioni di modifica della normativa, in primis del regolamento Dublino. L'ultima proposta è di pochissimi giorni fa. Ecco, la domanda è questa: lei ritiene che siamo sulla giusta strada o si tratta dell'ennesima operazione di tamponamento poco lungimirante? Guardi, ricordiamoci di una cosa importante. L'Europa per decenni ha avuto un sistema d'asilo, perché è di questo che si parla, di accoglienza, chiamiamola così, molto buono, forse il migliore del mondo, soprattutto da quando questo sistema è diventato più comunitario, o almeno c'è stato uno sforzo per farlo diventare più comunitario. Il modello è stato in Europa per molti altri paesi. E il fatto che al di là delle norme, di quello che i governi poi facevano, ci fosse anche un sistema giuridico di tribunali, di corti che vigilano su questo sistema, era una garanzia tradizionale, classica, ma molto importante della qualità del sistema. Il sistema poi ha cominciato ad avere qualche difficoltà con l'aumento degli arrivi, con quello che si chiamava lo shopping per l'asilo, cioè tutti volevano andare in Germania ma nessuno andare in un altro paese. Lì si è creato Dublino, che aveva una sua logica 20 anni fa o 15 anni fa, con numeri ancora gestibili. È chiaro che a partire dai grandi flussi, dagli arrivi attraverso il Mediterraneo, poi i grandi flussi del 2015, quel sistema è collassato, perché è un sistema che per grandi numeri espone troppo i paesi come l'Italia, ma anche la Grecia, la Spagna, Malta, Cipro, tutti i paesi della fascia mediterranea,
per ora, poi potrebbe esporne altri se i flussi partono in un'altra direzione, ma per ora è questo. Quindi è chiaro che noi, la nostra posizione è chiara, Dublino deve essere superato, deve essere superato. Ora, quello che la Commissione europea in particolare sta facendo, o ha appena fatto, la Commissione ha proposto un modello che evolve Dublino, non lo supera completamente, ma lo evolve. Ora, mi è stata già fatta la domanda tantissime volte negli ultimi giorni dalla stampa, tanto più che appunto, come vi ho detto, lunedì ero a Bruxelles. È buono o no? Io credo, guardi, stiamo ancora analizzando perché è un documento di 500 pagine, molto fitto e denso e molto legale in tanti aspetti, quindi stiamo analizzandolo e senz'altro avremo delle osservazioni da fare, ma ad alto livello, globalmente, io credo che sia una buona direzione. Riconosce la necessità impellente, vincolante dei salvataggi in mare, lega l'accoglienza e le rotte migratorie con quello che l'Europa fa nei paesi da cui provengono queste persone. Non è aiutiamoli a casa loro, è aiutiamo quei paesi perché ci sono dei problemi. È sottile ma importante questa differenza. E poi, molto importante ma molto difficile, ribadisce il concetto di solidarietà europea. E questo credo che sia molto, molto cruciale, perché è un concetto su cui i paesi europei non sono d'accordo. La ribadisce, sviluppa un modello di accoglienza basato sulla solidarietà che è un po' complesso, è un po' pesante, un po' legale, non è chiarissimo, ma non, malgrado quello che è stato detto, in realtà non promuove l'esternalizzazione, perché tutto si svolge più o meno sul territorio europeo, e però è un sistema complicato di ricollocamento, cosa che non è andata bene negli ultimi anni, ma anche di alternative al ricollocamento, cioè ci sono stati che invece che ricollocare possono aiutare a far tornare nei loro paesi in modo dignitoso chi non è riconosciuto come rifugiato. Insomma, ci sono molti aspetti complicati che stiamo analizzando, ma le fondazioni a nostro avviso sono piuttosto positive. Certo avremmo voluto di più chiaro, più nette certe cose, che il patto osasse di più, ma capiamo anche che il contesto politico è difficile. Quello che però adesso deve succedere, e questo non è forse chiaro sempre a tutti, è che la Commissione deve negoziare questo patto con gli stati membri dell'Europa, e qui sarà la difficoltà risiede adesso in questo negoziato, e il rischio è che come risultato del negoziato anche i confini accettabili di questo patto regrediscano, si stringano, e questo è quello che ci preoccupa, e noi certo faremo una campagna molto forte perché gli stati accettino perlomeno il patto come è stato disegnato dalla Commissione. Quindi è un'evoluzione, se si vuole, basata sempre sugli stessi principi fondanti del principio europeo d'asilo e d'accoglienza, è un'evoluzione che però è complessa. Un ultimissimo punto: il patto, nonostante si chiami patto sull'asilo e le migrazioni, è molto più un patto sull'asilo che sulle migrazioni. È un patto che descrive come l'asilo deve essere gestito dall'Europa. In realtà bisogna che anche l'Europa a un certo punto si faccia un pochino di coraggio, cosa che non abbonda purtroppo, si faccia un pochino di coraggio politico e affronti il problema delle migrazioni, perché è vero che tutti vogliamo migrazioni irregolari, ordinate, sicure, ma c'è quell'elemento di migrazione irregolare che se non viene regolato meglio, purtroppo avrà un effetto negativo anche sul diritto d'asilo, sulla pratica dell'asilo. Quell'aspetto che è molto controverso politicamente, il patto lo tocca ma non lo affronta in dettaglio. Siamo arrivati alla fine, prima di un'ultima davvero chiusura sintetica sull'ultima domanda. Un'altra cosa che la avvicina a Bergamo è il fatto che quest'anno la lettera del Vescovo di Bergamo ha come frase portante quella di servire la vita dove la vita accade. Lei nel suo libro dice che l'imperativo suo dell'UNHCR è quello di esserci,
Quindi mi sembra che le due cose si colleghino abbastanza bene. Le chiedo, dopo nello rispondere alla domanda di Chiara, anche magari un breve aneddoto, una piccola storia che vuole lasciarci, che magari ha scritto nel libro oppure diversa, per testimoniarci questo, esserci e dove la vita accade. Intanto lascio la parola a Chiara. In conclusione, volevo un po' chiederle questo: che cosa la motiva, le dà la forza, le dà la speranza nel continuare, nonostante le atrocità incontrate lungo la strada, il suo cammino iniziato tanto tempo fa? Collego un po' tutto, la prima domanda e la domanda di tutte e due. Guardi, esserci è importante, esserci, e lo so che, cioè, ne siamo prova noi qua che parliamo da uno schermo all'altro. A me manca molto esserci di persona, non essere lì con voi. E purtroppo credo che questo sarà un problema che dovremo affrontare a poco, vedere che mondo emergerà da questa pandemia, perché se non si può più esserci così tanto, costruire i ponti è difficile, costruire i ponti senza esserci, dove li buttiamo sti ponti, come li costruiamo fisicamente? Però siamo ottimisti, io credo che si tornerà a un punto in cui esserci è possibile. Io dopo le chiusure, i lockdown, eccetera, eccetera, finalmente in agosto, dopo quella terribile esplosione a Beirut, sono potuto andare in Libano, ho passato qualche giorno anche tra i rifugiati siriani. Questo è stato il più grande respiro, esserci con loro, capire, parlare, perché vale più di qualsiasi altro modo di stare insieme, essere insieme in quel senso. E credo che esserci anche testimoniare, esserci anche provare, far vedere che c'è coraggio da parte nostra. E poi, e concludo, e per venire alla domanda di Chiara, esserci per essere con chi, nonostante le terribili sofferenze, continua a lottare. Quello che in termini un po' abusati oggi si chiama molto la resilienza, io ci credo molto, moltissimo. E nel libro io cito una parola araba che i palestinesi citano sempre, sumud, che vuol dire, è più ancora che resilienza, io l'ho tradotto nel libro come fortezza, fortitudine, è proprio una forza interna che permette a queste persone che vivono una delle esperienze più dolorose che l'umanità possa vivere, che è l'esilio, la scelta dell'esilio, e questa fortezza che mi ispira sempre. E se non posso essere lì con loro, sento che mi manca perché non prendo un pochino di quella fortezza anch'io, che serve anche a me, serve anche ai miei colleghi per fare il nostro lavoro. Quindi esserci mette insieme un pochino tutti questi vari aspetti. Dottor Grandi, sono veramente felice che lei è stato con noi, perché, che dire, le sue parole, la franchezza con cui ha parlato, a volte quando si è responsabili di organismi importanti il linguaggio rischia di essere paludato o finge di essere diplomatico. Non lo è stato con lei, la ringrazio veramente tanto per questa franchezza, per il coraggio che ha anche nell'esporsi continuamente in prima persona. La ringrazio per il suo sumud, appunto questa perseveranza incrollabile con cui lei esercita il suo ruolo. Mi veniva in mente un detto della tradizione ebraica che dice: Dio sa contare solo fino ad uno. Anche nel libro ci sono tante storie, ma come a dire che chi è credente di ogni fede sa che Dio da quel punto di vista ha la cura di ciascuno, ma in modo particolare di chi fa più fatica, di chi è ai margini, degli scarti, direbbe Papa Francesco. E ha detto che lei è un figlio degli anni 60-70 e anagraficamente io e lei, a differenza dei giovani straordinari con cui ha interagito, sono anch'io figlio di quel tempo. Io ricordo che c'era un uomo pazzo scatenato che proponeva ai governanti di allora di vendere dei bombardieri per sfamare chi allora pativa la fame. Diceva, era Rolf Ollerò,
E ricordo che Rolf Ollerò, questo eccentrico uomo, diceva: non si può essere felici da soli, siamo tutti sulla stessa barca, ha ripetuto il Papa. E a me stasera prepotentemente è uscita questa invocazione. Mi piacerebbe molto che i miei figli, i ragazzi potessero davvero riascoltare questa puntata, perché dice di una cura del mondo che bisogna sempre custodire. Quindi grazie, io ringrazio davvero i giovani, sono stati magnifici, davvero ringrazio anche i giovani del Sermig. Noi abbiamo questa condivisione profonda con gli amici di questa realtà nata più di 50 anni fa a Torino da Ernesto Olivero, Servizio Missionario Giovani. C'è un gruppo a Bergamo, in particolare a Bonate, un gruppo molto attivo che lo scorso anno ha portato a Bergamo la Giornata Mondiale per la Pace, con cui abbiamo spesso intessuto relazioni. Ringrazio Emilio che ha coordinato la squadra, ha visto che ha letto il suo libro, l'ha letto molto bene, il dottor Grandice, no? E io prima di lasciarci ricordo che staremo ancora di assetti di geopolitica. Venerdì alle 21 avremo con noi Enrico Letta, quindi con lui parleremo di Europa. E il prossimo appuntamento di Moltefedi, quest'anno raccontato dall'Eco di Bergamo, è appunto venerdì prossimo 2 ottobre alle 21 con Enrico Letta. E che altro mi resta a dire se non un grazie, ancora accompagnato davvero dall'invito a Filippo Grandi a non perdere davvero questa passione che mi pare è partito molto tempo fa, ma che nonostante la complessità delle questioni, gli intrecci di tante realtà, non smette di trasmettere anche nella distanza. Lui è nel suo studio a Ginevra, eppure glielo garantisco, dottor Grandi, la passione è arrivata fin qui negli studi di Bergamo. Anche di questo grazie di cuore. Grazie. Grazie e buona serata. Noi ci vediamo appunto, per chi lo desidera, venerdì alle 21. Di nuovo il mio grazie anche ai tecnici, gli operatori di Bergamo TV di Sesab, che hanno permesso questo collegamento a Ginevra con il dottor Filippo Grandi. Buona serata a tutti, arrivederci.